Tanto guarda, allora abbiamo fatto dei Costa dei Barbari, da lì che se scendi a 5 e gli ultimi 5 ritorniamo su 5,10, 5,20. Chiusa, birra da mezzo subito, casca faccia per terra. Super outfit. già mi sembra che devo camminare. E invece no. Carichi? No. Partiti. Quarto chilometro, passo base ma battiti da ritmo gara. Perfetto. Quinto ristoro. Grazie. Vado avanti, pronto. Quindi che pronto. Grazie. Coca. Grazie. Perfetto. Allora, quinto passato, comincia ad andare giù i battiti finalmente. Galleria naturale, quasi 7. Arrivi più che anche al 13. Fra il 7 e l'8 avrei detto gel, quindi grazie. Acqua. Sali. Altro che andare in discoteca. Barcola come un pugno in faccia dopo tutta quella discesa.
11,52. Il deposito Ragazzi Donne è guardando il mare sulla destra in piazza Tommaseo. Il deposito borse per gli uomini è a sinistra. Ripeto, in piazza Tommaseo, guardando il mare sulla destra. Il deposito... Grazie. Che tuono. Fulvio è stato più bravo di noi. Bravo Fulvio! Dove devi tirare fuori? Dove devi tirare fuori? Fulvio, commento a caldo. Oh, 21 km col Kiwi, una figata. Sbagliato tutto, dovevo venire in mudande. Altro che Te la ricordavi più? Più corta, Più corta. Il gas lunga. Questo è lo scarico dopo la mezza maratona. 11-12 kg sulle spalle. Matteo! Domani mattina alle 6 a correre? Esattamente, sono offline per una settimana, ciao. Allora, sono a casa, soddisfatto perché l'ho finita, non soddisfattissimo del tempo, anche se avevo detto che in nessun caso avrei voluto finirla in più di 2 ore, e alla fine ci ho messo 1 ora e 55. Percorso bello, mi è piaciuto, avevo intravisto il tranello, però dopo ci sono cascato dentro con tutte le scarpe, mi sembra proprio il caso di dire così, perché al 15° proprio ho avuto chiaro che stavo per detonare, probabilmente non per come mi sono alimentato, ma per come ho bevuto troppo poco ai ristori, ho preso un bicchiere a ristoro e bevuto a metà, e quindi secondo me è troppo poco. Forse oggi, considerata la temperatura, meritava portarsi una piccola flask. E boh, tutto sommato sono contento. Questo tempo qua secondo me mi lascia solo la motivazione di riprovarla, rifarla, riprovarla per tirare giù qualche minuto, diciamo così. E potenziale secondo me ne avevo, solo che non sono abituato, è la mia seconda mezza maratona, fra l'altro la prima era una gara trail, quindi conta quello che conta, però comunque sono contento, alla fine sono arrivato al traguardo. Oka Carbon X3 direi promosse, una scarpa sicuramente vergognosa per andare 5,30 al chilometro, ma voglio tenerla per provare a velocizzare un po' il passo. Tantissima gente, come organizzazione direi ok, un bel evento, poi bello correre sulle costiere, cioè per me che sono di qua, strade che faccio in bici, ma comunque col traffico, così chiuso il traffico, spettacolo, bellissimo, no, sono contento, bravi anche i ragazzi, alla fine siamo arrivati tutti più o meno a 2-3 minuti l'uno dall'altro, mi sono divertito, poi Fulvio è sempre una garanzia quando si tratta di far contenuti, far video, lui è proprio così, non fa nessuna differenza on e off camera, è un grande, fa sempre ridere. No, bene, sono contento, grazie Zimi, mitico, lo Zimi che ci ha portato in macchina stamattina a tutti, che ci ha fatto da transfer privato, e niente, ci vediamo al prossimo video, adesso si pedala, si torna su una cosa su cui sono un po' più confortevole, anche se quest'anno veramente dura, perché il prossimo weekend pedalerò, ma non con questa, ma quello ancora dopo andrò probabilmente a una gran fondo storica, un sogno, probabilmente la più importante delle gran fonde in Italia, ma questo lo scoprirete solo se vi iscrivete, se mi seguite un po' sui vari social.
Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se vi è piaciuto questo, se avete corso la Trieste 21K alla Bavisela, lasciatemi un commento e niente, ci vediamo al prossimo video.